Si annuncia ricca di premiati e di spunti nuovi la quarta edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Narosiello, che è stata presentata sabato nell'aula consiliare del comune di Realmonte. Erano presenti il patron del premio, ideatore Pascal Schembri, l'assessorato regionale dei beni culturali rappresentato dal capo di gabinetto dell'assessore Scarpinato Gilberto Marchese Ragona, il sindaco di Realmonte Alessandro Mallia e la presidente del Consiglio Comunale Melissa Arcuri. Noi li abbiamo intervistati. Oggi ci troviamo nella sala consiliare del comune di Realmonte per fare la conferenza stampa per annunciare la quarta edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Narussiello. Quindi quest'anno ci saranno di nuovo premiati diversi autori importanti, autori emergenti, poeti, premi d'onore e tanti altri premi alla memoria. Quindi siamo riuniti qui con il sindaco, con il capo gabinetto dell'assessorato di Beni alla Cultura di Francesco Paolo Scarpinato, con il professore Cilona, con la poetessa Esther Monechino, con l'ingegnere Filippo Vitello. L'appuntamento? Allora, l'appuntamento il premio si farà venerdì 11 luglio alle 19 nel parco archeologico della Villa Romana qui vicino a Realmonte, patrocinato naturalmente dal parco archeologico e diretto dal direttore Roberto Sciaratta. Ho accettato di buon grado oggi di partecipare alla conferenza stampa dell'autore Pascal Schembri, che ci vedrà protagonisti giorno 11 luglio, non solo con il patrocinio dell'assessorato dei beni culturali, ma anche quello del parco archeologico di Agrigento presso Villa Romana, che è un sito importante che stiamo cercando di valorizzare. Il parco da qualche periodo concentra molte delle sue attività presso questo sito archeologico ineguagliabile al mondo. Abbiamo, come ho detto in premessa, abbiamo accettato il piacere di partecipare oggi alla conferenza stampa e poi di aver visitato la Casa del Libro, perché Pascal testimonia quello non solo un autore importante realmontino, ma testimonia anche, a mio avviso, la voglia che hanno molti artisti, molti scrittori, molti autori di voler lasciare un contributo tangibile a Realmonte, proprio segnando con la Casa del Libro un luogo della memoria. Già in precedenza avevamo iniziato il dialogo con Pascal per cercare di valorizzare il territorio realmontino. Oggi al nostro fianco, oltre la regione, l'amministrazione rappresentata dal neosindaco a cui vanno personalmente gli auguri miei, dell'assessore Francesco Paolo Scarpinato, di Alessandro Mallia, che saprà fare tanto e che vuole avviare prima possibile un dialogo costruttivo del nostro assessorato per farlo ancora più grande Realmonte, non solo come patrimonio paesaggistico la Scala dei Turchi, ma anche con questi caffè letterari a cui la regione sicuramente farà la sua parte e cercherà di essere presente in tutte le iniziative che si verranno a programmare non solo nell'estate prossima, ma negli anni a venire. Allora, questo è oggi alla sua quarta edizione. È un onore noi ospitare questa manifestazione, anche perché porta lustro al territorio di Realmonte, soprattutto nella location dove è stata individuata la manifestazione, la nostra Villa Romana. Villa Romana è un fiore all'occhiello per il territorio, quindi le manifestazioni realizzate in quell'area per noi sono anche un modo di fare pubblicità per il territorio e rendere visibile a tutti quelle che sono le nostre bellezze. Noi siamo fieri di avere sul territorio una personalità come quella di Pascal Schembri, l'autore di questa bellissima iniziativa, quella del premio letterario. È ormai una consuetudine che cercheremo di mantenere viva fino a che possiamo. Oggi il Comune ha qualche difficoltà, ma contribuiremo anche noi alla realizzazione di questa bellissima iniziativa. Speriamo di fare meglio anche il prossimo anno, magari di realizzare questa manifestazione in un'altra location per dare visibilità al territorio
e ripeto è una cosa importante soprattutto a livello di pubblicità del territorio, ma anche per rendere edotti a tutti le potenzialità del nostro patrimonio culturale del Realmonte. Realmonte ha anche altri scrittori sul territorio che valorizzeremo nel tempo, abbiamo un piano con dei giovani, noi abbiamo un consigliere che si chiama Luca Fiannaca, che lui si occuperà di cultura come delega, è un professore universitario, un ricercatore ed è una persona con una personalità molto importante per la nostra amministrazione. Quindi inizieremo anche delle altre attività congiuntamente anche alla Casa del Libro, ci teniamo a fare delle manifestazioni in ambito culturale ma con un tema più giovanile, per avvicinare i giovani alla cultura in maniera concreta e ammodernata. Oggi siamo qui in aula consiliare per appunto effettuare questo primo incontro per il premio letterario Dina Russello. È un evento che già è portato avanti da 4 anni e sono molto felice che anche quest'anno sia stato riproposto. Riconosco sia un evento di grande valore, di grande importanza, perché è un evento che unisce passione per la cultura, memoria, impegno. Quindi un grazie particolare per il nostro scrittore originario di Realmonte, Pascal Schembri, che come ogni anno puntualmente ci tiene a portare sul nostro territorio eventi di un'importanza così elevata.